Buongiorno, la rassegna stampa di oggi 10 luglio, vediamo un po' che cosa scrive la Tribuna di Treviso partendo dalla primissima pagina. Olimpiadi Milano Cortina, solo l'incertezza è certa. Quando si parla ancora di questo argomento lo mettono proprio sotto il titolo, ma qui purtroppo la notizia proprio del giorno, quella che troviamo su tutti i giornali: schianto all'alba, 2 morti, Tommaso Cattai 23 anni, lavorava a Cessalto, Mattia Pavanetto 24 anni, era nato a Motta. Grave un 38enne di Mogliano. Vedete l'immagine agghiacciante delle due auto. Purtroppo si va avanti così. Anziano cade dallo scooter e perde, un dramma in Feltrina, e perde la vita sulla rotatoria. Energia Italia, storie e rabbia di clienti, 10 indagati, e prezzi di vendita più bassi dei costi, gli agricoltori sono in ginocchio. Questa è una cosa che va avanti da tempo e bisognerà approfondirla, magari lo facciamo noi. Insegnante si veste da gallina contro le classi pollaio, e si ripete anche questo argomento. Tra strage continua, morti 2 ventenni, un altro tragico incidente frontale all'Alba, Jesolo, grave in conducente della seconda auto, i ragazzi tornavano da una sagra, polemiche per la strada troppo pericolosa, basta disgrazie, bisognerà intervenire con ausili tecnologici, ma da tempo se ne parla. Oggi Angelica davanti ai giudici, il PM deve restare in carcere. Sappiamo che è rinchiusa a Venezia la donna tedesca che ha investito la famiglia. Il bonus casa adesso si cambia, sussidi solo in base al reddito, incentivi al 100% solo per chi ha l'ISEE fino a 15.000 euro. Insomma, si riparte un po' con un po' di giustizia e si cerca di capire. Si va un po' a chiudere la porta della stalla quando sono scappati i buoi, ma in qualche modo si rifà. Respinto legalmente il rifugiato va risarcito. Qui si parla di questa notizia ancora: il ministero dovrà versare 18.000 euro a un immigrato pakistano. E andiamo a vedere anche la prima pagina di Treviso di Notizie Plus. Piano casa per il recupero dell'edilizia pubblica, CISL apre un confronto con Conte, recupero dell'area ex Nigi, quella di Mogliano. Per capirci, il sindaco di Casier invita i colleghi a superare le polemiche. I colleghi sarebbero quello di Preganziol e quello di Mogliano, che è altamente interessato. Sappiamo che lì dovrà nascere un nuovo supermercato alimentare, e la caserma dei vigili e quella della protezione civile, ma il supermercato a Preganziol non lo vogliono. Allora si mette in mezzo a Casier e cerca di sedare un po' gli animi. Al Teatro del Monaco lo spettacolo Indagine, partecipiamo a Mo Bagni Radisa, insomma è scritto così, insomma si capisce qual è la motivazione del titolo. È tutto anche per Treviso.